Grazie Presidente. Questa IRI nasce dopo aver visto insomma, sul sito del TAR, cercavamo altro ma ci è capitato sott'occhio questa sentenza ed è relativa all'annullamento di un decreto del direttore generale della Regione Friuli Venezia Giulia su un atto nella quale praticamente veniva disposto il distacco di una dipendente regionale che era in servizio presso l'Avvocatura della Regione presso la segreteria particolare della Presidente, con il compito di fornire in via continuativa ed esclusiva attività di consulenza legale anche in relazione agli incarichi commissariali che ha la Presidente della Regione. L'avvocato l'avvocato Volpe in sostanza ha fatto ricorso presso il TAR per chiedere l'annullamento di quest'atto, soprattutto evidenziando che quest'atto era stato fatto senza interpellare la struttura dell'Avvocatura della Regione e anche senza valutare quali potevano essere le ripercussioni di spostamento di questa dipendente presso dall'Avvocatura alla Presidenza della Regione. Il TAR ha dato ragione all'Avvocatura regionale e ha disposto ovviamente l'annullamento dell'atto del direttore generale e le motivazioni tra l'altro sono abbastanza interessanti, anche perché appunto dà ragione all'Avvocatura dicendo che non sono state valutate le ripercussioni che questo spostamento può avere e poi ci sono anche altri punti interessanti. Noi da qui abbiamo fatto questa IRI anche per capire qual è la volontà della Presidente della Regione, ma soprattutto siccome vediamo anche spesso che ci sono delibere o cose di affidamenti ad avvocati esterni per difendere la Regione su procedimenti vari, volevamo capire quali sono le intenzioni della Presidente, ma anche se a questo punto, non so, se ogni volta dobbiamo ricorrere, abbiamo un ente che dovrebbe fare e difenderci, che è l'Avvocatura regionale, ma se ogni volta appunto ricorriamo esternamente o comunque facciamo queste cose, a questo punto ci viene da chiedere anche se l'Avvocatura ci serve o non ci serve a questo punto. Quindi interroghiamo la Giunta per sapere che intenzioni ha. Risponde l'assessore Torrenti. Sì, grazie Danzo. Allora, la messa a disposizione di un avvocato dipendente regionale in servizio presso l'Avvocatura della Regione deriva da superiori improrogabili esigenze organizzative legate a situazioni contingenti e relative agli incarichi commissariali conferiti alle Presidenti della Regione. Lo svolgimento di detti incarichi rende necessaria una consulenza legale da svolgere in maniera continuativa, con piena disponibilità di tempo e sempre con autonomia e indipendenza di giudizio. In tal senso è stato individuato un dipendente avvocato facente parte dell'Avvocatura della Regione. Si ricorda che gli stessi decreti di nomina commissariale prevedono la facoltà della Presidente della Regione, quale commissario di governo, di avvalersi anche ai dipendenti regionali. Alla luce della sentenza del TAR, Friuli Venezia Giulia ricordata nell'IRI in oggetto, e a tale riguardo si evidenzia che il ricorso non è stato proposto dall'Avvocatura della Regione, bensì direttamente dall'avvocato Ettore Volpe in nome proprio, la Giunta regionale ha deliberato l'impugnazione della stessa con contestuale istanza cautelare a mezzo del patrocinio difensionale dell'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, nella convinzione della correttezza dell'azione amministrativa a suo tempo adottata con un atto di microorganizzazione disposto dal direttore generale nell'ambito delle proprie competenze. Si evidenzia infine che è tutt'altro che singolare e unica la tipologia di controversia in questione, sussistendo copiosa giurisprudenza in materia di avvocature pubbliche. Questo è, il consigliere D'Azovo poi ha integrato nel suo intervento iniziale la richiesta scritta. Ecco, io però ricordo che il fatto di aver ricorso proprio a un avvocato interno della Regione distaccato presso la Presidenza era proprio per evitare ulteriori consulenze esterne, quindi non è indebolire, ma è
in qualche modo affidarsi proprio a una persona interna. Ecco, poi se la procedura, ripeto, dico questo si esprimerà la magistratura, se la procedura diciamo normale, perché l'avvocatura è una delle direzioni per cui gli spostamenti vengono fatti abitualmente dalla nostra, diciamo, sia o meno regolare, non sta a me ovviamente dirlo, riteniamo ovviamente di sì, che la procedura fatta dal direttore generale, non certo dalla Giunta, diciamo, era corretta e non certo non indeboliva complessivamente. Ecco, per quanto riguarda poi gli affidamenti esterni, diciamo, è normale, nel senso che l'Avvocatura della Regione non ha le dimensioni e il personale sufficiente per poter affrontare, e anche le competenze ovviamente, tutte le controversie della Regione, poi in questa fase oltretutto che abbiamo ereditato moltissime controversie alle province, ancora di più. Ecco, questo equilibrio che altre regioni non hanno, perché le altre regioni raramente hanno l'avvocatura, quindi o si affidano all'avvocatura dello Stato o solamente a consulenze esterne, quindi riteniamo che sia un equilibrio che in questo momento sta sia nelle tradizioni della nostra regione, che ce l'ha sempre avuta, ma contemporaneamente permette di ricorrere a competenze particolarmente specifiche in un momento di grandi conflitti legali in tutto il Paese. Quindi diciamo, mi fermerei qua, grazie. La parola alla consigliera Dalzovo per la replica. Sì, è un po' un controsenso, nel senso, ha appena detto l'assessore Torrenti che l'avvocatura della Regione non ha il personale a sufficienza per difenderci e poi si fa un atto per spostare un avvocato da una parte all'altra, e comunque l'avvocatura della Regione ha tra i suoi compiti anche quello proprio di fornire dei pareri e di sostenere, immagino, tutta l'amministrazione regionale nelle proprie funzioni, quindi che senso ha, ci chiediamo, spostare uno solo alla Presidenza, nell'ufficio della Presidenza, quando nella mission dell'Avvocatura della Regione c'è proprio il compito di sostenere la Regione, le direzioni e quant'altro nei loro percorsi. Quindi noi non ci riteniamo soddisfatti della risposta e non capiamo, immagino che la Regione a questo punto abbia impugnato, cioè sia al TAR, cioè non sia d'accordo e quindi andrà avanti nel giudizio.